Rai Radio 3. Tutta la città ne parla. E poi saluto Lodovico Pizzati. Buongiorno anche a lei, professore. Buongiorno. Una voce molto interessante quella di Lodovico Pizzati, è un economista, insegna a Ca' Foscari a Venezia, collabora con un sito di analisi economica anche molto severo, spesso insomma con la politica economica del governo, si chiama Noise from America, ma soprattutto è il fondatore del partito indipendentista Veneto Stato, pur essendo stato vari anni alla Banca Mondiale, quindi negli Stati Uniti, alla World Bank, quindi uno sguardo cosmopolita e locale. Veneto Stato. Pizzati, una domanda secca. Il federalismo, alla luce di una manovra che taglia moltissimo i soldi che lo Stato centrale dà agli enti locali e dà poca autonomia agli enti locali, non le sembra più lontano che mai? Sicuramente, ma forse anche questa versione del federalismo che è stata proposta è anche un bene che sia più lontana che mai, perché a tutti piacerebbe avere un federalismo di tipo svizzero, però quello proposto dalla Lega era un federalismo di stile sovietico. Quindi casomai il fatto che questo non venga applicato è forse un bene. Perché lei che invece che tipo di federalismo vorrebbe? No, è comunque un federalismo, come ho detto, di stile svizzero, dove le risorse rimangono sul territorio, è quello preferibile a tutto. Però c'è anche un problema di percorso, no? Quindi l'ospite ha accennato il disavanzo fiscale della Lombardia, del Veneto, dell'Emilia Romagna, che sono numeri verissimi e che confermo. Il problema è che questo tipo di riforma dello Stato italiano, che sia autonomie, federalismi, devolutions, con varie aggettivazioni, sono dei percorsi impossibili e impraticabili tramite il Parlamento italiano. È come, perché è sempre, avendo una minoranza che vota per questo cambiamento, per ritrattenersi le proprie risorse nel proprio territorio, non avrà mai una maggioranza, se non addirittura un 2/3 del Parlamento italiano, per attuare questa riforma. Quindi non è tanto sarebbe bello avere un tipo di federalismo svizzero. La domanda è possibile ottenerlo tramite un percorso che passa per il Parlamento di Roma? Ludovico Pizzati, oltre alle parole di Cainarca riprendo quell'espressione che ha usato lei, percorsi impossibili, cioè con il Parlamento attuale italiano la Lega non riuscirà mai a ottenere quello che chiede. E difatti adesso pagherà il conto, perché forse non si è resi conto di quello che è successo ieri a Venezia. Bossi ha praticamente capito di aver perso il Veneto. Io vivo a Venezia, ci sono passato di fronte con la motonave andando al Lido. E veramente è stato strabiliante vedere che c'erano meno bandiere di quanti parlamentari o consiglieri regionali ha la Lega. Quindi si è veramente striminzita e lo sentiamo non solo guardando lì a Venezia, ma anche con gli eventi di Arzignano, dove Veneto Stato ha manifestato sabato scorso e sarà ancora presente in piazza giovedì questo. E vediamo appunto che la Lega è azzerato, avevamo ancora gente tesserata con la Lega che veniva a manifestare con noi sventolando la bandiera di Veneto Stato. Quindi stiamo assistendo alla fine di uno dei partiti della Seconda Repubblica. Ma quell'elettorato dove andrà però, Pizzati, a suo avviso? Ma sicuramente è appetibile il messaggio di Veneto Stato, perché parla, anche se è un obiettivo più ambizioso, cioè la completa indipendenza politica, ci si rende conto che è più fattibile. Certo, Pizzati, per uno che ha lavorato 8 anni alla Banca Mondiale è strano, strano da parte nostra sentire. Ma non è strano, perché appunto io ho viaggiato per la Banca Mondiale, ho visto i Baltici, ho visto molti paesi che sono diventati indipendenti pochi anni prima di andarci per lavoro. E ho notato come nella stragrande maggioranza dei casi questi percorsi di indipendenza vengono in maniera pacifica e democratica. Non è neanche un caso, non è neanche una ragione di egoismo, perché non è assolutamente vero. Questa è anche forse una lacuna di preparazione economica da parte del pubblico. Non è assolutamente vero che ciò che avvantaggia il Veneto deve per forza essere uno svantaggio per la Sicilia. Se guardiamo i casi anche in Europa, tipo della Cecoslovacchia, dove in maniera pacifica la Repubblica Ceca e la Slovacchia, che era la parte più povera, è cresciuta molto di più della Repubblica Ceca, quindi non vuol dire che per
dare una giustizia fiscale vuol dire che chi al momento riceve di più si troverà peggio. Forse verrà liberato anche loro da un sistema che finanzia ed alimenta il proprio sottosviluppo. Questa doveva essere la grande promessa del federalismo, però che, come lei stesso ha detto all'inizio, sembra più lontana che mai.